3 anni e 5 mesi, 3 anni e 5 mesi. Vera e Ivan, tutte e due sotto le macerie. Purtroppo non so cosa fare, ma bisogna aspettare e basta. Si chiama Posto Medico Avanzato, un vero e proprio pronto soccorso con l'area rossa, un ospedale da campo di 200 metri quadri pronto a partire da Padova con 5 medici e 16 infermieri, oltre a tutti i volontari non appena arriverà la chiamata da Roma. Intanto in mattinata è giunto il via libera per una raccolta viveri coordinata a livello nazionale. In questi uffici non si dorme mai, si mantiene la calma per organizzare al meglio la macchina degli aiuti, merce, uomini e mezzi, con la certezza che tutto arrivi lì dove è destinato, nel cuore dell'Italia, dilaniato dal sisma del 24 agosto 2016, una data che non dimenticheremo. Ciao. Via della Croce Rossa 130, la sede della Croce Rossa padovana. Ci troviamo tra la Stanga e la zona industriale, qui che potete venire di giorno o anche di notte, perché qui 24 ore su 24 si raccolgono stoviglie di plastica, acqua, generi alimentari a lunga conservazione ed anche prodotti per l'igiene intima. Le disposizioni sono arrivate a livello nazionale, questo che necessita nelle zone terremotate. Croce Rossa ha una struttura che è in grado di far arrivare quello che viene donato direttamente sul posto, direttamente nelle mani di chi dopo opera a favore delle persone colpite. Alla